Giovanni amico, lei in questi giorni, come lo ha fatto da diverso tempo, sta curando i rapporti per l'Agragas su questo campo di illuminazione. C'è stato l'incontro con Tavecchio, ecco qualcosa di novità, ci può essere una speranza per gli agrigentini, per i tifosi di ritornare a giocare, a vedere le partite all'Esseneto in funzione anche di questo impegno che state prendendo per la realizzazione appunto dell'impianto di illuminazione. Ma noi abbiamo ripreso l'interlocuzione con la federazione perché riteniamo che il calcio debba rimanere nella città dove la squadra ha i propri fan. Il problema dell'illuminazione è un problema che dobbiamo assolutamente quest'anno superare e risolvere, però dobbiamo anche metterci nelle condizioni di interloquire con la federazione senza rigidità e cercando di dare il calcio a chi è il vero utente, il vero fruitore, che è il tifoso che va allo stadio e non deve vedere alla televisione o sul computer la partita. Ci sono delle novità anche in merito a queste cordate che dovrebbero rilevare la maggioranza dell'Agragas? Ma sulle trattative in corso io sono poco informato, nel senso che so che la compagine societaria con l'avvocato Caponnetto, con il presidente Alessi, sta ancora discutendo con alcuni di quei soggetti che erano interessati a entrare nella compagine societaria e che quindi ancora non hanno dato né una decisione negativa finale, ma neppure una conferma a entrare. Sono interlocuzioni in corso, un po' di tempo ce lo abbiamo perché comunque la società oggi può condurre il campionato in questo periodo, diciamo, senza grandi difficoltà. Ciò comporta, ritorno al campo all'impianto di illuminazione, comporterebbe eventualmente la rescissione della convenzione con l'Agragas, con la società? Ma sicuramente il presupposto di quella convenzione è la realizzazione dell'impianto di illuminazione da parte dell'Agragas che quindi in funzione di questo riceve l'utilizzo dello stadio. Quindi la cessazione di questa condizione mette il Comune nelle condizioni di dover rivedere dal profondo la convenzione. Poi si possono trovare altre metodologie di accordo tra le parti, ma se non ci sarà l'illuminazione fatta dalla società non potrà esserci la convenzione così com'era.